appunto abbiamo iniziato ieri la nostra Olimpiade qui in casa e il bilancio non è positivo al momento, abbiamo iniziato con 2 sconfitte, però la nostra competizione è molto lunga, quindi siamo pronte per un riscatto domani e che appunto ci aspettano altre 2 partite molto importanti. Com'è gareggiare in casa? No, sicuramente è un'emozione incredibile. Poi la maggior parte di noi, tranne lei, siamo tutti di Cortina, ma anche la sua famiglia è venuta, ci sono tutti i nostri parenti, i nostri genitori, sostenitori, comunque di persone che ci conoscono. È sicuramente la cosa più bella che potesse capitare per la nostra prima Olimpiade, quindi siamo molto emozionati per questo. È stata una spinta un po' dal bronzo della coppia mista. Beh, sicuramente è una grande motivazione anche per noi, era anche molto emozionante vederli vincere e sicuramente è un grande obiettivo anche per noi di poter sentire tutti i tifosi, avere successo e sentirci bene sul ghiaccio. Adesso c'è un obiettivo per questa edizione, appunto all'inizio è stato un pochino claudicante, però si punta al riscatto, no? Beh, sicuramente adesso da domani si riparte e puntiamo a fare il nostro meglio partita per partita, una alla volta. C'è che la voglia un po' di dare il riscatto allo sport del curling che forse ha ancora bisogno di essere conosciuto, no? Sicuramente le 2 medaglie olimpiche conquistate da Amos e Stefania hanno portato molta più attenzione su quella che è la nostra disciplina, però come ho già detto non è ancora dove vogliamo essere su come è percepito il nostro sport qui in Italia e quindi un nostro buon risultato è un risultato dei ragazzi e sicuramente porterà ancora più persone a volersi avvicinare a questo magnifico sport. E voi come che vi siete avvicinati al curling da piccolo? Beh, io personalmente avevo tante compagne di classe che lo praticavano e il genitore di una di queste ragazze ha deciso di portarci tutti a provare, ha fatto la proposta alla scuola e lì, siccome lo stadio era vicino a casa mia, ho deciso di andare più spesso e adesso sono qua.